voi, benvenuti all'appuntamento con Focus TG serale. Subito sospensione dei mutui per un anno, 20 milioni per il primo ristoro dei danni e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro nominato commissario straordinario. Sono queste le misure contenute nell'ordinanza firmata dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in seguito all'emergenza per l'acqua alta a Venezia. Il nostro servizio di apertura. Superano il miliardo di euro i danni provocati dall'eccezionale alta marea dei giorni scorsi a Venezia, così il primo cittadino che ha annunciato anche la sospensione dei mutui per un anno e i 20 milioni per il primo ristoro dei danni. È la notizia del giorno: il sindaco di Venezia nominato commissario straordinario per gestire le emergenze in città. Tra le misure contenute nell'ordinanza firmata a Cafarsetti nel pomeriggio dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. E lo metterà in campo per adottare tutti quanti gli interventi in favore della popolazione. Quindi oggi abbiamo approfittato, io sono venuto apposta per fare questo tipo di attività. Incarico che lo vedrà confrontarsi direttamente con la Protezione Civile da Roma. Lui è un commissario di protezione civile, quindi lo seguiremo, gli daremo una mano passo passo in quelle che sono le attività che dovrà compiere. L'intervento di protezione civile è un intervento complesso, è una macchina rodata, per chi non l'ha mai fatto c'è bisogno di un'assistenza continua e quindi noi ci saremo. Ruolo da commissario che resta in carica al sindaco e non alla persona. Ci sarebbe un passaggio di consegne tra l'uscente e il subentrante. Brugnaro che ripropone l'idea di istituire a Venezia un'agenzia internazionale sull'acqua e sui fattori ambientali dove aprire le porte a scienziati di tutto il mondo, mentre ancora si sta facendo la conta dei danni per le altre emergenze maltempo e registrate a Chioggia e sul litorale con Caorle, Raclea, Jesole e Bibbione devastate. E appena arriverà la richiesta del Presidente Zaia con la quantificazione dei fabbisogni per il soccorso e l'assistenza alla popolazione, la rimozione delle situazioni di pericolo per il ripristino della funzionalità dei servizi, noi faremo la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza. E per gestire le emergenze delle altre zone colpite dal maltempo, come per la tempesta Vaia, si fa già il nome del Presidente di Regione Luca Zaia. E a Venezia non è ancora finita l'emergenza acqua alta che mai nella storia della città si era protratta così a lungo. Domani a mezzogiorno è previsto un nuovo picco, pensate, di codice rosso, ben 160 centimetri. Mai dal 1972, da quando cioè l'osservazione sistematica delle acque alte è condotta secondo metodi scientifici, Venezia era stata colpita in un anno da più di 2 acque alte superiori al 1,40 m. Questa settimana è successo 3 volte. In questo scenario gli ultimi picchi, 115-120 centimetri, un livello usualmente classificato come molto sostenuto, appaiono quasi come una pausa, ma non è così. Un'altra giornata di acqua alta in piazza San Marco, l'ennesima in una settimana drammatica che in questo senso entrerà nella storia della città e soprattutto la preoccupazione anche per le previsioni di domani. L'annuncio ufficiale arriva nel corso della mattinata. Domenica il picco di alta marea raggiungerà probabilmente i 160 centimetri attorno alle 12:30. Significa un nuovo codice rosso. Abbiamo sicuramente preallertato almeno altre 50 unità, che è il dispositivo che avevamo messo in campo l'altro giorno, e quindi oltre ai 100 uomini normalmente presenti a Venezia abbiamo aggiunto già altri 50 uomini pronti a intervenire. In occasione dei 187 centimetri che il 12 novembre hanno quasi raggiunto il record del 1,94 m registrato il 4 novembre 1966, le richieste di intervento ai Vigili del Fuoco di Venezia hanno abbondantemente superato quota 500. Bisogna essere preparati a fronteggiare un'emergenza su larga scala. Su Venezia c'è un dispositivo speciale e particolare per quanto riguarda il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che si basa innanzitutto sulle risorse del Veneto, ma poi abbiamo subito allertato le regioni limitrofe che provengono sia dalla Lombardia che dall'Emilia Romagna, quindi anche quelle regioni che potevano essere colpite a loro volta da eventuali nubifragi oppure altre calamità. È chiaro che in quel momento facciamo un movimento a scacchiera avvicinando le risorse da altre regioni. Adesso è il momento del fare. Se il Mose serve ad evitare i disastri che ci sono stati, occorre finirlo e occorre anche che una volta passata l'emergenza non si spengano le luci su Venezia. Lo ha sottolineato oggi la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in visita alla città.
accolta dal ministro dell'Interno, dal presidente della Regione Veneto, dal sindaco e dal prefetto della città. Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, arriva a Venezia. Sono trascorse da poco le 10 in Piazzale Roma, quando è in atto pure una manifestazione di pochi attivisti contro il Mose. 5.500 milioni di bilancio, un buco nero di corruzione, di speculazione. La veneta Casellati, passo veloce negli stivaloni alti verdi, ha deciso di venire a Venezia a seguito dell'emergenza maltempo per testimoniare la sua solidarietà alla popolazione e agli amministratori della città, così nella dichiarazione dal comando della polizia locale con l'intento per la laguna. Sto andando a vedere appunto Venezia, la sua condizione che già ci è stata mostrata qui sopra dalla protezione civile. Io penso che adesso sia il momento del fare e se il Mose serve, come sembra, qualcosa ad evitare i disastri che ci sono stati, occorre finirlo. Nel suo lungo ma veloce tour, la visita alla Basilica di San Marco e la cripta, con la richiesta di tenere alta l'attenzione una volta spenti i riflettori su Venezia. Occorre anche che una volta passata l'emergenza non si spengano le luci su Venezia. Venezia ha bisogno di attenzione e oggi siamo appunto in una grave emergenza i cui danni alle persone, all'economia, l'abbiamo visto, è un patrimonio dell'umanità, abbiamo il dovere di preservarla. Quindi l'arriva a Cacorner, casa del prefetto, e infine, secondo cronoprogramma, una visita al Conservatorio Benedetto Marcello con gli uomini del suo entourage. Adesso bisogna mettere in atto tutte quelle misure che possano servire perché non succeda più quello che è avvenuto oggi. Adesso una breve pausa, subito dopo riprendiamo ancora con Maltempo il Bacchiglione. Rieccoci in studio a Padova, il Bacchiglione sorvegliato speciale per il passaggio della piena che arriva da Vicenza. Dobbiamo segnalare un grosso tronco d'albero, lunghezza circa 7 metri, lo stiamo fotografando, che potrebbe intraversarsi sotto le luci dei ponti. Cambio. Gli uomini della protezione civile di Padova sorvegliano il Bacchiglione nella zona golenale della Paltana, il punto più basso della città, quello che ebbe i danni maggiori durante l'alluvione del 2010. Si tiene sotto controllo il fiume. La piena è arrivata nel primo pomeriggio di sabato, mantenendosi nei livelli stimati. Quantitativi d'acqua piovuti nella pedemontana stanno ingrossando i nostri fiumi, quindi i padovani oggi che vedono il Bacchiglione più alto non devono temere, insomma, ecco, il messaggio che lancio è un messaggio di distensione, nel senso che con gli uffici del Genio Civile ci stiamo tenendo costantemente. Al momento Padova e la sua provincia non presentano situazioni a rischio, ma i livelli di fiumi e canali interni alla città è cresciuto e spesso il passaggio di grossi tronchi d'albero rischia di creare ostruzioni sotto i ponti. Al momento l'acqua del Bacchiglione, che poi scarica in mare insieme al Brenta, scorre e la piena viene tenuta sotto controllo. L'allerta però rimane perché in laguna è attesa ancora un nuovo picco di acqua alta per domenica, 160 centimetri. Intanto abbiamo posizionato comunque un'auto di protezione civile nella golena della Paltana, più che altro per dare le informazioni alla cittadinanza che dalla televisione, dai giornali vede situazioni di difficoltà e quindi va rassicurata. Anche in provincia il fiume è cresciuto, trasportando grossi tronchi e rami. Le immagini, girate nella zona di Saccolongo, mostrano l'acqua del Bacchiglione che lambisce l'area golenale e i campi. E voltiamo pagina perché c'è stata una toccante cerimonia per dare il giusto onore ai caduti sul Grappa 100 anni fa, che da oggi possono riposare in pace sul monte tanto sacro alla patria. Vediamo.
Un duomo gremito a Crespano di Pieve del Grappa per l'ultimo saluto ai 13 soldati morti sul Grappa durante la Prima Guerra Mondiale, i cui resti sono stati riconsegnati da quel monte sacro perché abbiano degna sepoltura. 13 eroi italiani e austriaci custoditi in 8 urne ricoperte dalle bandiere della loro patria, quella patria cui hanno dato la vita più di 100 anni fa. A portarli con il cuore gonfio di orgoglio e gratitudine 4 alpini e 4 fanti che da Palazzo Reale hanno sfilato sino all'interno della chiesa. Autorità militari e civili, alpini, fanti, esercito, associazioni di combattenti e reduci, ma c'erano anche tante persone comuni e i giovani delle scuole, un'intera comunità unita più che mai, compatta per dare il degno onore ai caduti, quei caduti nemici in trincea, oggi stretti in un abbraccio di fratellanza. Generale, nessuno muore finché sarà ricordato, ha detto. Certo, nessuno muore finché sarà ricordato, è stato un piacere aver visto tante scolaresche, tanti ragazzi sia delle elementari che le medie, perché sono il nostro futuro e sul loro futuro è appoggiata la memoria. È stato un grande onore, un dovere essere qui oggi per rendere il giusto onore a questi uomini che dopo 100 anni ritornano alle loro famiglie. Vogliamo pensare che siano ritornati oggi alle loro famiglie e con i loro commilitoni dopo 100 anni in cui sono stati dimenticati. Come se si chiudesse un cerchio, come se le energie delle anime di questi 13 giovani soldati annientati dall'orrore e dall'inutilità di una guerra definita un massacro, un carnaio, dopo un secolo in cui hanno fluttuato in cerca di riposo, oggi potessero finalmente trovare una forma e un senso, chiudere gli occhi e sentirsi cullati dalle braccia di tutte le mamme, di tutti i fratelli, di tutti i padri che hanno perso un figlio, un amico in guerra, custoditi dalla Madonnina del Grappa. La cosa importante e bella è che questo Duomo aveva ospitato la Madonnina ferita durante il primo conflitto e chiaramente qui, prima di salire al fronte, i nostri soldati venivano per fare una preghiera, per affidare le loro vite, le loro pensieri, le loro famiglie. E idealmente è bello che siano ritornati qui ad essere salutati dallo stesso altare, dalla stessa Madonnina. La Madonnina del Grappa continuerà a vegliare su di loro perché è là che ora sono stati portati su quella cima, teatro di orrori e stragi 100 anni fa, oggi simbolo di unità e di pace. E con queste toccanti immagini andiamo in pausa, restate con noi. E rieccoci nuovamente in studio. Wamba Oak chiude l'annuncio definitivo ieri ai rappresentanti delle RSU che hanno immediatamente proclamato uno sciopero e convocato le assemblee di fabbrica per lunedì prossimo a Borgo Valbelluna. L'ira dell'assessore regionale Donazzan che dice cinesi scorretti e inaffidabili. Time out, tempo scaduto, semmai i cinesi l'avessero preso in considerazione, le risorse si sono praticamente esaurite, a febbraio si chiude, ha detto l'amministratore unico Wu Ben-Ming ai rappresentanti dell'RSU venerdì pomeriggio e subito è scattato lo sciopero, 4 ore nel turno dalle 18 alle 22 e altrettante nella fascia di lavoro notturna. Una tragedia per i 290 dipendenti perché stavolta il capolinea di ACC Wanbao è proprio alle porte. Immediata la condanna senza mezzi termini dell'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. Cinesi scorretti e inaffidabili che se ne vadano pure, nessuno li trattiene, ha comunicato in una nota da Palazzo Balbi. Esigo, continua Donazzan, anche a nome delle istituzioni del territorio che ci mettano nelle condizioni, a patto di saperlo fare, di valorizzare una realtà produttiva quale quella di Melle che rispetto al contesto produttivo regionale, nazionale e internazionale ha ancora molto da dire. Il management di Wanbao insomma non ha fatto retromarcia, non ha cambiato atteggiamento, neppure a fronte di un impegno definito al tavolo ministeriale di trovare possibili acquirenti.
Ai cinesi non è andato giù l'imposizione di affiancare ai loro consulenti Maurizio Castro, il commissario straordinario su cui è riposta una fiducia bipartisan, istituzionale e sindacale, a cui il Mise ha chiesto di vigilare sull'azione della società individuata da Wanbao per la ricerca di società disposte a subentrare nella gestione dello stabilimento di Mel. E i tempi sono stretti. Quello che si sa da fonti interne alla fabbrica è che il disimpegno di Wanbao è totale, dato che non sarebbero stati caricati gli ordini per il 2020 e Electrolux, principale cliente dei compressori prodotti in Valbelluna, potrebbe già aver rivolto il proprio sguardo altrove. Con le dovute proporzioni siamo di fronte all'Ilva della provincia di Belluno, dice Stefano Bona, segretario di FIOM CGL Belluno. Martedì si riunirà il comitato socio-istituzionale, mentre potrebbe essere anticipato il tavolo al Mise previsto per la metà di dicembre. La Regione Veneto ha annunciato l'assessore Donazzana è pronta a supportare ogni iniziativa governativa per mandare un messaggio chiaro alla multinazionale cinese e alla municipalità di Guangzhou, affinché comprendano che questo non è il comportamento corretto con il quale approcciarsi a buone relazioni economiche e produttive con il nostro territorio. Un monito che varrà anche su altre ipotetiche iniziative di collaborazione, a partire dall'Interporto di Padova. E lo hanno già definito il più grande policlinico d'Italia, immerso nel verde. Svelate le immagini, dunque, le caratteristiche della ristrutturazione dell'attuale ospedale di Padova, che nei prossimi anni affiancherà il nuovo polo di Padova Est, garantendo prestazioni di eccellenza sanitaria a tutto il Veneto. Ecco l'ospedale del futuro, le parole scelte dall'azienda ospedaliera di Padova per presentare ai padovani e a tutti i veneti la nuova versione del vecchio ospedale. Un moderno ospedale con 900 posti letto. Le previsioni dell'accordo di programma, che verrà sottoscritto a breve tra Comune di Padova, Regione, Provincia, azienda ospedaliera e università, riguardano infatti anche la riorganizzazione complessiva dell'area di Via Giustiniani, insieme al grande intervento di realizzazione del nuovo polo ospedaliero di Padova Est San Lazzaro. Alcune funzioni appunto migreranno verso il nuovo ospedale e quindi il vecchio verrà adeguato sia a livello funzionale che strutturale, tenendo conto anche degli aspetti di tutela dei beni monumentali che lo circondano, ovvero le mura storiche. La nuova progettualità, che si vede nei rendering diffusi dall'azienda ospedaliera, mostra infatti la tutela del sistema delle mura con il corretto ripristino del bastione Cornaro e la realizzazione della passeggiata di circuito e la visualizzazione della cinta muraria dall'esterno, liberando l'area degli edifici che la oscurano. Una risposta, insomma, a tutte quelle associazioni che nelle scorse settimane si erano schierate a sostegno delle mura e contro la nuova pediatria, senza conoscere il progetto e senza considerare il fatto che attualmente i bambini malati e le loro famiglie sono curati in spazi non adeguati. Nel nuovo progetto invece sono previsti 300 posti letto per il polo della mamma e del bambino e oltre 500 posti letto nel rinnovato edificio del Policlinico e nel centro Gallucci, altri 100 invece nel nuovo edificio del pronto soccorso che verrà realizzato a fianco del Policlinico. Si parte entro il 2020. Verrà demolito inoltre l'edificio vetusto del monoblocco e verrà liberata la zona tra le mura e via Gattamelata, potenziando gli spazi verdi. Anche l'area del Giustinaneo e gli edifici di via San Massimo verranno ristrutturati per ospitare ambulatori. Soddisfatto il presidente della regione Luca Zaia. Il Giustinianeo rappresenta l'altra faccia di una medaglia che non ha rovescio. Su un lato il nuovo Policlinico Universitario di Padova Est, sull'altro un ospedale cittadino senza pari, dice Zaia. Soddisfatto anche il sindaco Giordani, che plaude al grande lavoro di squadra. Il direttore dell'azienda ospedaliera detta i tempi: la riqualificazione di pediatria e del parco avverrà entro il 2023. E questo è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci.